Nel mio partito ho fatto sempre questa scelta, certificato penale, carichi pendenti, pensando che almeno questo bastasse. Manco questo vogliono approvare per legge, lei che si sta discutendo in questi giorni di questo. Invece manco questo basta. Allora adesso dalle prossime elezioni in poi ricorre alle cosiddette pubblicazioni di nozze. Che cosa sono? Prima di candidare i candidati dell'Italia dei Valori, noi li mettiamo in rete come si mette il prete e lo mette fuori dalla chiesa. Se qualcuno abbia da dire qualcosa, aiutateci a capire che è questa persona, perché quattro occhi vedono meglio di due, perché io che ci ho visto col cannocchiale oppure ho preso delle trampate. Dobbiamo allargare agli altri, però mi dico una cosa. Innanzitutto io vi ringrazio di aver fatto quella ricostruzione che smonta un'accusa che in questi giorni mi viene fatta ingiustamente e che non ha fatto Report. Me la sono preso con tutti coloro che sono andati a dare informazioni parziali o informazioni false o documentazione parziale a Report e me la prendo con tutti coloro che utilizzando quella trasmissione ci stanno ricamando sul telefilm. Come avete potuto vedere, io non ho mai visto 56 casi in vita mia e come avete potuto vedere, quando ne ho comprato una perché ne avevo rivenduto un'altra e non ne ho 56, ho 3 appartamenti personalmente e la masseria di mio padre. Guarda, devo fare la ricostruzione del tuo patrimonio, mi sarei anch'io organizzato, documentato a mano e dato, però ha fatto il suo mestiere, non ho nulla da dirgli contro. Il problema è un altro, che 1,100 io non l'ho avuto, non l'ho comprato con i soldi del partito, l'ho comprato con i soldi dei miei risparmi, del mio lavoro, di quello di mia moglie, dopo averci pagato le tasse, anche di qualche soldo di risarcimento d'anni. Questo maledetto vizio mio di parlare in di Pietrese. Mia moglie non è mia moglie, ma io in realtà non è che volevo disconoscere mia moglie, che saluto. Stiamo parlando di una persona, non è una signorina di Arcore, ha quasi 60 anni, ha 40 anni di lavoro, viene dalla famiglia di avvocati, fa l'avvocato, è docente universitario. Io ho già portato tutto alla magistratura perché quelle stesse persone che hanno raccontato quei fatti sono stati pure condannati per una serie di diffamazioni infinite, perché se ancora oggi in 2 di quelle case andate a vedere, ancora oggi ci sta l'Italia dei Valori, con la differenza che ho fatto il contratto di comodato, così a gratis non mi possono dire niente. Quando avete visto la Bustarsizio mica mi ha pagato qualcuno all'affitto, quando il partito padronale purtroppo nasce con questo handicap difetto che però è una cosa, diciamo così, non trasparente, cioè vale a dire che fai tutto dentro casa tua. E facendo tutto dentro casa tua, alla fine si mischiano le due cose. Per questa ragione io ho voluto modificare lo statuto, per questa ragione, se dovesse tornare indietro, invece di fare corriere il mazziato, cioè darla a meno di quello che valeva l'affitto al partito, avesse affittato a un altro, al doppio, meglio io. Il partito, da quando sono andato via a Roma, da dove ce l'avevo in affitto, sono andato lì in via Fava di Bruno, pago 15 volte di più, cornuto e mazziato, però tutti contenti. Però la prossima volta, se dovessi tornare indietro, non la farei.